Oggi parliamo di Agenda 2025, Agenda della Regione Veneto. Ecco, cosa c'è nel futuro della Regione e soprattutto parlando di temi molto importanti come per esempio la Smart City. Beh, c'è la volontà di ribadire di una regione che vuole essere al centro di questa trasformazione digitale che stiamo vivendo in questi anni, grazie anche ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e le risorse della nuova programmazione europea. Per far questo bisogna avere visione e la visione che c'è all'interno di Agenda 2025 è quella di una regione che diventi hub territoriale dei dati, quindi una regione capace di diventare punto di riferimento per raccolta dei dati e attraverso anche quelle che sono le nuove capacità dell'intelligenza artificiale iniziare quel percorso di restituzione del dato che riteniamo sarà fondamentale nel corso dei prossimi anni. Ecco, lei ha tante deleghe, ovviamente, ecco, come le gestisce? Come le gestisce tutte queste deleghe che sono anche particolarmente impegnative? Uno cerca di mettersi il massimo dell'impegno, poi è chiaro che il pericolo è quello appunto di dover saltare da una parte all'altra, però insomma sono 8 assessori, ognuno ha il proprio carico, cerca di portarlo avanti con entusiasmo e determinazione. Oggi ci sono anche delle risorse importanti in alcuni settori. È chiaro che in alcuni momenti la mia funzione di assessore al bilancio stride con gli altri assessorati che vorrebbero più risorse, ma l'assessore al bilancio dice no. Ecco, parlando proprio di bilancio, insomma, qual è la fotografia che possiamo tracciare? Ma quello di una regione che unica in Italia non ha l'addizionale IRPEF, vi ricordo, insomma, giusto per dare un quadro, una regione molto simile alla nostra che viene tante volte comparata a noi, la regione Emilia-Romagna, ha circa 300 milioni di euro di addizionale IRPEF ogni anno. Noi non ce l'abbiamo, da 14 anni il Presidente Zaia ha deciso di non applicarla, quindi lascia circa 300 milioni di euro in tasca ai Veneti. E quindi è un bilancio che nonostante questi tagli continua a erogare servizi, continua ad avere una regione performante in termini appunto, di servizi che garantiamo ai Veneti e garantire lo sviluppo. Il Veneto rimane la regione che anche dopo le crisi rimbalza più velocemente nel PIL, dimostra di avere un'economia forte. C'è da sostenere le fasce un po' più deboli che in questo momento stanno soffrendo, ma insomma credo che troveremo anche nel bilancio 24-26 le risorse adeguate. E chissà magari anche l'autonomia. Beh, ma lì è la battaglia di tutte le battaglie, insomma, perché per noi, insomma, che abbiamo creduto qualche anno fa che che l'Italia, ma in particolar modo il Veneto, potesse avere maggiore autonomia e quindi non tanto delle risorse, perché almeno in una prima fase l'autonomia non saranno delle risorse, ma competenze che riteniamo avremo modo di vuol dire, viverle e interpretarle meglio rispetto a una gestione centrale. Credo che la sanità sia un elemento di assoluta eccellenza che ci viene riconosciuto nel Veneto, nonostante le difficoltà, nonostante la gente che si lamenti tutti i giorni, ma fa parte del nostro essere. Vi ricordo che c'è una migrazione sanitaria da parte di tutte le regioni d'Italia verso il Veneto, perché viene riconosciuta come la migliore insieme con la Lombardia, la migliore sanità d'Italia.